Va ora in onda 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento settimanale di costume e informazione. Ogni sabato mattina su Veneto Globe e RC Radio. Cari amici, il sabato è arrivato e come ogni sabato 30 minuti con Bruno Zanette è qui con voi con naturalmente degli ospiti eccezionali. Noi conosciamo, vengono giù dalle colline del Felettano, San Pietro di Feletto, e sono presidente e vicepresidente della Proloco di San Pietro di Feletto. Lucina Pradal, ciao, benvenuta. E poi abbiamo Arcangelo Marcon, scusa, non mi veniva in mente il cognome. Questo momento è un momento particolare, un momento straordinario. Intanto devo farvi i complimenti perché un piccolo comune come quello di San Pietro di Feletto, pur se collocato in una posizione che è straordinaria, perché le colline che ci sono sopra il Coneglianese sono veramente fantastiche, e con un sindaco, Loris D'Alto, che è attento a quelle che sono le esigenze della comunità, della piccola comunità di San Pietro di Feletto. Presidente, so che questi giorni sono importanti per voi perché in collaborazione naturalmente con l'amministrazione dovete presentare la seconda bottiglia. Poi ne parleremo, ci sono degli ospiti importanti perché arrivano dall'Austria. Uno è un regista che è il signor Herman e poi me ne parlerà naturalmente Arcangelo, e l'altro è l'artista che ha realizzato l'etichetta della seconda bottiglia del progetto. Presidente, benvenuta e mi racconti un po' quello che è questo progetto, qual è il progetto. Grazie intanto dell'invito e buongiorno a tutti. Io mi limito a presentare la 45esima mostra dei vini di collina che si terrà dal 29 maggio al 12 giugno con la presenza di 39 produttori locali e con la presenza nella nostra enoteca di 131 vini. Ci saranno, come ormai di consuetudine, delle serate a tema, dove saranno valorizzati sia i prodotti locali sia i vini delle nostre aziende. In questi giorni chiaramente il nostro impegno è nell'allestimento, visto che non abbiamo niente di fisso e per cui dobbiamo reimpiantare tutto da capo per poi tirar giù quando sarà il momento. Per cui sono giorni molto frenetici e impegnativi. Ma io l'ho vista arrivare, Presidente. È una persona attiva come lei, che non sta ferma un attimo, e quando l'ho vista l'anno scorso fra i tavoli salutare la gente, portare anche lei sui tavoli, come farà questa volta? Come farà? Oddio, quest'anno sarà un anno molto, molto lento. È molto lento e tranquillo. Sì, perché vi racconto, ha avuto un piccolo incidente e viaggia con le stampelle, però sono convinto che anche con le stampelle lei farà il suo dovere, vero? Arcangelo, raccontami un po'. Dovrai dare una mano di più, l'altro anno non ti ho visto fare niente, quest'anno farai qualcosa. È una cosa che non so se mi riesca. Buongiorno a tutti, grazie. E no, in aggiunta a quanto ha detto la Presidente per quanto riguarda la mostra del vino, una cosa eccezionale che abbiamo quest'anno è che siamo, come San Pietro di Feletto, cuore del DOCG, siamo città europea del vino, perché nel 2016 le amministrazioni dei comuni, 14 comuni mi sembra se non vado errato, hanno praticamente, siamo città europea del vino, quindi... Che presidente è Floriano Zambon. Zambon è il sindaco di Conegliano. Esatto. E no, noi quest'anno presentiamo come Comitato Grande Guerra il prosieguo del progetto La Coscienza della Conoscenza. È un progetto culturale che l'amministrazione comunale, la Proloco di San Pietro di Feletto, il gruppo giovani di San Pietro di Feletto, le scuole
che sono parte attiva del progetto le scuole medie di San Pietro di Feletto, praticamente siamo al secondo anno dove andiamo a presentare un vino per ricordare proprio anche il fattore di una memoria biologica del terreno di 100 anni fa, perché a 100 anni dal conflitto la cosa che ha avuto uno sviluppo quest'anno è stato proprio il fatto di avere un aggancio con, come dicevi Bruno prima, con Hermann e con la pittrice austriaca, quindi siamo andati oltre il confine proprio con il paese che eravamo in conflitto 100 anni fa. Ah, bellissimo questo. Quindi, cioè, vuol dire abbattere i muri e ricongiungere i ricordi. Sì, noi già 15 giorni fa eravamo in Austria, ad Axams, che è un paese vicino a Innsbruck, dove vive appunto la pittrice Jacqueline Seber, la quale ci ha fatto un'opera che è eccezionale. Sarà un'opera... Ecco, la stiamo vedendo, io invito gli ascoltatori a sintonizzarsi su Veneto Globe e possono anche seguire, oltre che udire, seguire anche le immagini che stiamo mandando in onda. Questa è l'opera della pittrice Jacqueline, che è molto, molto bella, e sarà l'etichetta. Sarà sarà praticamente l'immagine che avvolge tutto il progetto per il 1916-2016. Molto bella. Quindi molto sarà l'etichetta della bottiglia, sarà il logo, sarà appunto il cappello del progetto 2016. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che pur essendo lo sponsor principale di questa trasmissione, ospiterà anche, parlo di Alberto di Cadelpoggio, dove il Prosecco incontra il mare, ospiterà i due personaggi che arrivano dall'Austria, il signor Hermann e la pittrice Jacqueline Seber, e saranno, magari chi li vuole conoscere può anche andare a bersi un Prosecco su d'Alberto, oppure viene naturalmente alla inaugurazione della mostra, no? Noi con Alberto collaboriamo già da anni, è un amico, lo conosciamo nel senso che è uno che si può dare per il territorio, non si è mai sprecato. Difatti è un personaggio straordinario, un imprenditore capace, un imprenditore che è riuscito a dare al Coneglianese, a San Pietro di Feletto, perché è nel comune di San Pietro di Feletto, però all'area, a dare una struttura d'ospitalità per il turismo che è veramente straordinaria. Sì, difatti con Alberto appena abbiamo chiesto la collaborazione per ospitare il regista, che io ho avuto il piacere di conoscerlo tramite un regista italiano che abbiamo conosciuto in uno degli eventi che fa la Proloco, e abbiamo chiesto appunto ad Alberto per poter ospitare appunto questi nostri ospiti. E lui si è reso disponibile subito. Già giovedì abbiamo questi ospiti là da Alberto, che non potevamo mandarli là come struttura d'élite del nostro territorio. Certo, certo. Comunque abbiamo parlato della struttura che ospita il turismo, che è una delle strutture più importanti della città, del luogo, anche non soltanto del Coneglianese di San Pietro di Feletto, ma anche dell'area, perché so che se ci sono delle persone che sono state in quel di Cadelpoggio e magari sono a 40-50 km per un evento, telefonano se c'è posto a Cadelpoggio e vengono a Cadelpoggio proprio perché c'è un panorama veramente straordinario. Torniamo a noi, Presidente. Allora, mi parli anche dell'associazione, perché è importante in un paesino così piccolo avere un'associazione che si occupa poi di tutti gli eventi, perché alla fine, no? Diciamo che l'associazione, che è nata nel 1969,
ancora oggi sta portando avanti quelle che sono le direttive, lo statuto che era nato allora. E tu sei presidente già da allora? No, fortunatamente no. Presidente era una battuta, Sì. sai. Però lo statuto di allora, che quando l'abbiamo letto ci sembrava una cosa attuale, effettivamente già da allora lo scopo della nascita delle associazioni era quella di portare il turismo sul territorio. Per cui se dovessimo leggerlo adesso lo statuto sembrerebbe stilato ieri pomeriggio. Per cui noi da lì siamo partiti con l'intento proprio di portare avanti quella che è stata un'idea che ancora oggi insomma, risulta essere fondamentale e cerchiamo nel nostro piccolo insomma, di aiutare sia l'amministrazione sia collaborazione con altre associazioni di portare in loco certe attività culturali anche soprattutto che possano dare smalto al territorio insomma, perché di per sé il territorio è straordinario. E noi non è che possiamo fare delle attività per sminuire quello che è già il territorio, per cui cerchiamo perlomeno di mostrarlo, di assestarci su un certo target. Ti dirò che è un po' la fissazione dei felettani, così si dicono in San Pietro di Felletto i felettani, possiamo dire? Sì. Di far conoscere il territorio, perché anche Gianfranco, che tu conosci, no? Si è messo in testa di realizzare questa piattaforma per il web dove si fa televisione, radio, per proprio divulgare, sai, la radio è bellissima perché la radio, la tradizione non andrà mai a mancare, la radio è l'amico del territorio perché parla al territorio, però andare col territorio nel mondo con il web, ecco che questa piccola fissazione ce l'avete voi di San Pietro di Feletto? Beh, siamo piccoli e da lì le nostre piccole fissazioni ce le manteniamo. Arcangelo, la Grande Guerra. Sì, quest'anno, come appunto dicevamo, il secondo anno, è un anno dedicato alla donna. La donna che in quegli anni non aveva purtroppo la voce che ha attualmente. 100 anni fa la donna si è assunta l'impegno dei lavori nei campi, delle famiglie e nel lavoro proprio anche nelle industrie. Perché vedo un manifesto, sì, questo il fronte che combatteva silenzioso. Sì, questo è il titolo della mostra dei ragazzi della scuola media di San Pietro di Feletto che hanno fatto uno splendido lavoro e attento nei particolari proprio nella ricerca appunto dei lavori che facevano le donne nel periodo di guerra. È una mostra che rimarrà presente presso la sede municipale, quindi a fianco alla nostra mostra del vino, dal 27 maggio al 12 giugno. È una mostra curata per l'appunto dalla scuola e ricordo, senza voler dimenticare qualcuno, però la professoressa Chiara Ceschin, che è parte integrante del comitato Grande Guerra e cura l'esposizione appunto della mostra all'interno. Questo era appunto l'immagine che promuoveva il lavoro dei ragazzi presso il municipio. Noi come anno dedicato alla donna, l'immagine che avevamo visto prima della pittrice, che sarà appunto la brochure, l'abbiamo chiamato forza silenziosa. Questa forza silenziosa che l'uomo che nel periodo di guerra è andato a combattere al fronte, la donna si è trovata praticamente su tutti i fronti a combattere una guerra non... È vero, sai che non ci avevo mai pensato, ma un titolo così è un titolo molto forte, molto pregnante e molto adeguato a quello che, meditando a quello che è stato il ruolo della donna nell'ultima guerra, certo. Nelle guerre, ecco. Sì, nelle guerre, ma soprattutto nella prima guerra, dove la donna era, purtroppo non aveva i diritti
che giustamente Certo. ha 100 anni dopo. Questa forza silenziosa, abbiamo messo al e abbiamo la Presidente. Centro il Presidente, noi siamo rispettosi delle regole, Presidente. Che ci impone. Beh, a parte che insomma ci sono delle donne che andrebbero un po' inquadrate, Presidente. Oddio. Però anche uomini. Anche uomini, quindi. Battute. Sì, assolutamente. Bene, vai, continua a raccontarci. Allora, questa scelta proprio del nome che non è sorto proprio, abbiamo impiegato qualche ora alle sere per trovare una formula che potesse dare un senso proprio rispettoso, nello stesso tempo forte, perché per quello che ha fatto la donna, perché nelle zone nostre, nord-est, la donna si è esposta soprattutto sui lavori contadini. Verso il nord-ovest la donna era principal modo nell'industria. Ricordiamo che le donne erano presenti anche al fronte, perché non vorrei sbagliare qualche dato, ma avevamo 90 medici donna che operavano al fronte. Le famose croce rossine, Certo. che purtroppo a livello di immagine erano sempre state passate come candide, e invece erano là che curavano gente che moriva. Sporca di sangue. Esatto, Sì. quindi perché Diamo veramente onore a questa... sì, formavano le a trincee. questo corpo silenzioso. Questa forza silenziosa, corpo che, militare, forza silenziosa. esatto, e oltre al fatto di prendersi in carico le famiglie, perché Certo. famiglie numerose prese in carico dalla donna, perché appunto il marito, i padri erano comunque portati al fronte. La donna si è trovata dal non essere, mi permetto di dire, riconosciuta come una... Beh, basti pensare che la quotidianità, pensiamo al mondo contadino, la quotidianità del lavoro della terra non poteva venire a mancare, perciò chi se ne è fatto carico? Si sono fatte carico le donne che sono rimaste a casa e si sono fatte carico della terra, dei figli e della vita quotidiana, insomma, che è andato avanti per molto tempo, sono stati sacrifici enormi. Ecco, per questo anche il senso di scegliere in un progetto culturale, perché il nostro progetto vuole essere soprattutto culturale. Ecco la nascita della bottiglia di vino, ma proprio per il fatto anche perché il vino che è curato dall'enologo Renzo Moret, che è un nostro consigliere pro loco, e il vino praticamente è formato con un uvaggio prendendo quello che era presente nel territorio, non solo di San Pietro di Feletto, ma comunque nel nostro territorio, di uvaggi dell'epoca. Quest'anno è fatto con 5 tipi di vini. La memoria e la forza della donna è appunto perché anche a quei periodi c'erano le viti, non come adesso perché c'era qualcosa in meno, però... Adesso forse esageriamo un pochino. Sì, forse adesso riusciamo a avere 131 vini nella nostra piccola mostra. Giriamo per le strade e vediamo vigneti dappertutto. Sì, diciamo bene, esatto, è una realtà lavorativa della nostra zona che adesso si è sviluppata appunto. Ecco, prima di andare a vedere, la regia mi metterà poi le immagini di come si svolge poi anche il momento della festa, anzi sono già arrivate. Questo è il Felettano. Chi ha la possibilità di avere un computer oppure un tablet o un cellulare, basta che digiti Veneto Globe, si scarica l'applicazione e vede le immagini favolose che sono state girate l'anno scorso in occasione della presentazione della prima bottiglia, no? E qui vediamo delle persone del Felettano che stanno arrivando, del Coneglianese anche, che stanno arrivando a vedere la mostra. Questa era
era una mescita di vino in un momento, parli lei Presidente che sa. Qui stiamo vedendo una serata a tema in particolare, dove noi cerchiamo di coinvolgere le attività locali, i ristoranti, piuttosto che cantine, eccetera, in modo che sia la nostra mostra sia il prodotto in generale venga presentato in un modo specifico e che abbia un suo valore. Lì è una festa paesana, ma mi sembra che la preparazione dei vini, degli aperitivi è qualcosa di eccezionale e di professionale. Noi poi come associazione abbiamo deciso di eliminare tutto quello che è il prodotto plastica, e perciò diciamo che è vero, difatti abbiamo mangiato sui piatti di porcellana. In un certo modo noi ci presentiamo come fossimo un ristorante, diciamo così. E abbiamo fatto questo tipo di scelta sempre per il discorso che facevamo prima, perché il territorio è già bello di suo, noi dobbiamo presentare qualcosa di diverso che lo rappresenti in modo degno, insomma. Presidente, quest'anno le serate a tema quante saranno? Quest'anno le serate a tema saranno 4, come di abitudine. La prima, se non vado errata, sarà quella dei formaggi, che noi chiamiamo ormai la serata dei formaggi, che sarà curata dalla Prologo in collaborazione con la letteria Perenzin, e che sarà il capitolo... Un altro personaggio straordinario, lo scrivevo su Facebook l'altro giorno, che ho letto una recensione dell'Emanuela e ho proprio dato atto che è una persona che merita, perché è una persona attenta, ha la stessa professionalità, cioè come imprenditrice di Alberto. Anzi, andiamo a vedere un attimo ancora quei luoghi straordinari del resort di Ca del Poggio, e parliamo anche dell'Emanuela perché sono amici con Alberto, sì. E ha la stessa professionalità imprenditoriale e ha anche delle caratteristiche umane che vanno al di là di quelle che sono le possibili promozioni come imprenditrice, sì. Vero Presidente? Sì. Diciamo che questa serata sarà tra l'altro quest'anno la conclusione del primo festival dei formaggi ubriacati che la latteria Perenzin presenterà proprio in occasione della mostra dei vini. Per Bene. Cui anche questo qui, diciamo, è un evento un po' diverso dal solito. Poi avremo in collaborazione con gli altri... Scusa, che sera sarà questa? Martedì. Martedì prossimo. Sì, martedì prossimo, è la prima serata a tema. Sì. E poi avremo una serata vegetariana. Quest'anno abbiamo pensato di presentare anche un'alternativa per coloro che magari non mangiano carne, una serata dedicata al surlì, al vin coi fondi, in collaborazione con la macelleria d'Altoè di Refrontolo. E poi la serata dedicata al progetto Grande Guerra, che questa qui è una serata ancora un po' immersa in una sorta di segreto, perché non sappiamo ancora diciamo che queste serate, il menù. A queste serate sono invitati anche i vegani, perché troveranno delle cose da mangiare, però sono proprio sono adatte, come anche si dice. Per noi vicepresidente. Beh, anche un vegano può trovare, insomma, da mangiare. I vegani possono venire dappertutto, noi sì. Gustiamo lo stesso quello che è il cibo che noi prediligiamo, però c'è spazio anche per loro, vegetariani, vegani, possono anche venire, pagare e andare via, non è un problema. Sì. E la serata del centenario chiaramente sarà presentata ufficialmente la bottiglia di quest'anno, insomma. Che sarà? Forza silenziosa. La serata. L'8 giugno. Mercoledì 8 giugno. Noi saremo presenti l'8 giugno, saremo presenti senz'altro, anzi sarò io lì, se vuole Presidente che sia lì a presentare, sì? Certamente. O avete altri progetti, altri programmi? Oddio, adesso io non conosco i dettagli perché quest'anno sono stata un po'... però sì, penso non ci siano problemi. Va bene. Bene. Allora, purtroppo il tempo corre, abbiamo ancora una decina di minuti, vero regia? Mi sembra una decina di minuti a disposizione. Vorrei tornare un attimo sulla 5 minuti, mi dice la regia. Io ne volevo qualcuno in più, però restiamo sui 5 minuti. La Grande Guerra, c'è un evento, c'è il centenario della Grande Guerra. Oggi parte anche una
come si chiama, un evento delle auto storiche che farà un circuito, Club Serenissima Storico, farà un circuito proprio in occasione di questo evento e passerà anche in quel di Zanardo, sai, al Piave, dove ci sono non solo lì arrivano le auto storiche, ma lì troviamo gli aerei storici. Difatti troviamo quel famoso aereo ricostruito da Zanardo. Ecco, e anche lì si sta festeggiando questo evento del centenario, insomma. Sì, diciamo che gli eventi che ricordano la Grande Guerra nel territorio da Vittorio Veneto piuttosto che proprio sul Montello ce ne sono abbastanza, giustamente, e ben vengano, nel senso che il portare la memoria, andiamo a trasmettere alle nuove generazioni quello che purtroppo la guerra ha portato, perché dopo la guerra... Certo, ha portato devastazione, ha portato morte, ha portato... Sì, perché... poi la necessità anche di ricostruire, di riprendere... Sì, e di passare anche per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale. Noi l'anno scorso, come proprio primo anno, avevamo dato il titolo all'annualità Ardore Patrio, ma proprio perché doveva essere una guerra velocissima. Il messaggio era quello che andiamo tutti in guerra, doveva essere quasi una settimana andiamo a casa. Sì. Purtroppo abbiamo visto che così proprio non era, certo. E quindi gli eventi nel nostro territorio ci sono, è giusto che ci siano appunto per ricordare e per trasmettere il messaggio ai più giovani. Noi avremo l'occasione di chiudere l'8 giugno, come diceva la Presidente, con una serata dove andiamo a presentare ufficialmente la bottiglia. Sabato abbiamo la presentazione all'interno, l'inaugurazione della mostra e all'interno questa sera alle 18 e abbiamo ovviamente già in presentazione la bottiglia. Certo. Vogliamo creare una serata mirata dove avremo uno storico che ci farà percorrere proprio i momenti non della guerra vissuta, ma parliamo sempre del territorio della memoria biologica. La memoria biologica, mi ripeto, però è importante perché la scelta di creare un vino pensando al territorio e non alla bottiglia, perché non è che abbiamo fatto la bottiglia perché sennò magari mi sembra che bottiglie di prosecco, come dicevamo prima, ce ne sono già. Difatti non abbiamo parlato del contenuto, ma della filosofia della esatto, bottiglia. Quindi l'ottica proprio di ricordare il territorio quale terreno, come proprio sporcarsi le mani nel senso corretto del termine. Abbiamo parlato della filosofia, di che cosa rappresenta questa bottiglia, non dimenticando che dentro ci sarà un vino eccezionale. Sì, è curato. Allora, abbiamo ancora un minuto, lo diamo alla Presidente per chiudere e intanto vediamo di nuovo le immagini in quel di Ca del Poggio dove Alberto ha il prosecco che incontra il mare. Sì, io approfitto per invitare tutti quanti a visitarci naturalmente e sicuramente ringraziare tutti i miei collaboratori che mai sono stati... Quanti ne hai? Alla fine, quando tiriamo le somme, insomma, un centinaio di persone che ci girano attorno ci sono. Bravissimi. E perciò... Complimenti, perché il volontariato è la forza del nostro territorio. E quest'anno più che mai sono in dovere di ringraziare, perché un po' li ho messi anche in difficoltà. Presidente, io la ringrazio per questo intervento, ci vediamo in quel di San Pietro. Grazie. Ciao Arcangelo, ciao. Ci vediamo, grazie e arrivederci a sabato prossimo. 30 minuti con Bruno Zanette. Appuntamento a sabato prossimo.